Signor Sindaco, io la ringrazio per questo importante riconoscimento che mi ha consegnato a nome e per conto della città di Padova, una città che in pochi mesi ho imparato ad amare per la sua bellezza, ma soprattutto per l'operosità e il senso civico dei suoi cittadini, per la generosità e la solidarietà che hanno mostrato in questi giorni. Mi hanno veramente colpito e sono sicuro che in questo momento difficile di questa transizione, di questa cosiddetta fase 2, saranno in grado di rispondere alla sfida. E qual è la sfida? La sfida è mantenere la trasmissione bassa. Noi oggi abbiamo consegnato questa città con 3-4 casi ogni giorno, il più basso numero di casi in tutta Italia. Ecco, sta sicuramente ai cittadini preservare questo che gli è stato consegnato. Come? Cercando giorno per giorno di adottare tutte quelle misure importanti che abbattono la trasmissione, il distanziamento sociale, le mascherine, fare attenzione a non vedere troppe persone, perché purtroppo più persone si vedono, più aumenta la probabilità di essere infettati. È visibilmente commosso il professor Crisanti mentre riceve dalle mani del sindaco di Padova il sigillo della città, uno dei più alti riconoscimenti. Crisanti in questo periodo di emergenza è diventato un volto noto grazie alle sue intuizioni e al suo studio su tutta la popolazione di Vo, che sta dando informazioni preziose per la lotta al Covid-19. Crisanti, docente dell'Imperial College di Londra, è arrivato a Padova 6 mesi fa. È uno dei cosiddetti cervelli in fuga, richiamato dall'Università Patavina, la migliore d'Italia come l'ha definita. Il professore ringrazia i colleghi del Dipartimento di Microbiologia e Virologia, i medici e vertici dell'ospedale di Padova che hanno evitato i contagi all'interno del nosocomio, ma il grazie più grande va alla gente. Un ringraziamento particolare va ai cittadini di Vo, che in massa hanno partecipato a 3 studi epidemiologici, contribuendo a svelare aspetti prima sconosciuti della dinamica di trasmissione dell'epidemia. Essi hanno dato un esempio a tutti noi di generosità e fiducia nella scienza e nelle istituzioni. Lei, Rettore, è stata a Vo, sono sicuro che anche lei si è commosso a vedere tutte quelle famiglie che portavano i bambini tremanti a farsi fare il prelievo di sangue. È stata veramente una scena che, se ci penso ancora, mi commuovo. Ringraziare i numerosi amici che hanno fatto a gara per non farmi sentire solo in questi giorni. Un pensiero speciale lo devo alla signora Cristina, una mia vicina di casa, che spesso, quando tornavo a casa la sera tardi, mi ha fatto trovare qualcosa da mangiare, e aggiungo anche abbastanza buono, accanto alla porta. Infine ringrazio mia moglie, che ha accettato questa lunga separazione e non mi ha fatto mai mancare il suo sostegno e il suo amore. È un grandissimo onore, Sindaco, ricevere il sigillo della città di Padova. Grazie infine a voi tutti. È stato un privilegio per me servire questa comunità.